Il Mercosur è questo accordo che è stato da poco sottoscritto anche dall'Unione Europea, che permette un libero, passaggio di merci verso i paesi dell'America Latina. Era da tanti anni che se ne parlava e adesso si è entrati nel merito. Diciamo che a livello nazionale chi ne potrà beneficiare di più sembra possa essere soprattutto i formaggi, come se ne è parlato oggi, ma anche e soprattutto i vini in modo particolare. Ci sono molte perplessità invece per le commodities, quindi per i cereali e per altri prodotti che invece vengono coltivati anche nel nostro Polesine. Ma uno dei temi principali sui quali anche l'Italia si è soffermata prima di aderire a questo progetto è quello della reciprocità. Noi siamo molto preoccupati perché se dei prodotti devono entrare come cereali, come prodotti del settore zootecnico e altri, devono essere coltivati con le stesse norme che noi abbiamo, sia dal punto di vista fitosanitario che dal punto di vista anche sociale, quindi utilizzare dei contratti che da noi ci sono, da altre parti non ci sono. Ecco, questo è il tema principale per il Mercosur. Ecco, però qualcuno diceva bisogna, specialmente nelle commodity, pensare anche alla trasformazione. Sì. Siamo preparati per questo? Gli agricoltori stanno capendo questo? O, a parte che qua siamo in un congresso fatto dall'Agricola Forte che di questo ha fatto il suo business. Sì. Beh, questo è importantissimo. Oggi abbiamo parlato di latte, ma soprattutto anche di formaggi, e è stato sottolineato più volte come il formaggio stia tirando tantissimo a livello non solo nazionale ma internazionale. Basta pensare al parmigiano reggiano, ma anche la provola, la mozzarella di bufala. Ecco, questi sono valori aggiunti che vengono portati direttamente all'allevatore, ma anche a chi produce, come nel caso specifico l'erba medica. Quindi è importantissima la trasformazione. Per le commodity, se noi dovremo arrivare ad essere, sì, siamo produttori di pasta, ma non tutto il nostro frumento duro viene utilizzato per la produzione di pasta, che comunque viene chiamata italiana. E lo stesso anche per il pane. Noi produciamo grano tenero, ma ne importiamo anche tantissimo. Quindi dobbiamo portare avanti un concetto di trasformazione italiana e trasferirlo soprattutto in termini di marketing al consumatore.